Io ho sentito un sindaco prima diceva non possiamo aspettare a casa il portalettere. In verità il portalettere passa, le persone lo conoscono, come diceva Fabio, poi soprattutto nelle zone montane il portalettere è molto più conosciuto che in città, ve lo garantisco io che abito a Trieste. Uno che abita a Trieste non vede mai il portalettere, mentre nelle zone montane lo vede. Allora, parlavamo del bollettino. Il postino telematico ti arriva a casa e lui ha un palmare con quale consegna le raccomandate, un POS e una stampante. I bollettini che si possono pagare sono la stragrande maggioranza dei bollettini di tutti i grandi utility, parliamo di Enel, Telecom, tutti i gestori. Avete visto che i bollettini è da parecchi anni che hanno sotto questo codice. Il codice è quello che riconosce e che contiene tutte le informazioni del bollettino. Allora, quando il portalettere viene a casa, e voglio dire ancora una cosa, che il passaggio del portalettere può essere anche prenotato, cioè esiste un servizio col numero verde di Poste Italiane che uno può prendere anche un appuntamento per fare questa operazione. C'è un servizio, una centrale operativa che stabilisce un collegamento e ti dà un appuntamento nella giornata e in una fascia oraria. Quindi sentivo che qualcuno diceva dobbiamo aspettarlo tutto il giorno, no, uno può prendere un appuntamento in una fascia di 2 ore, il portalettere viene a casa. Adesso facciamo... Prego? L'appuntamento è gratuito? L'appuntamento, la commissione del servizio a domicilio è di 70 centesimi. No, diciamo che in tutto costa 1,70 €. Esatto. Quindi 20 centesimi in più. Sì. Sì, 1 euro il costo del bollettino, 70 centesimi la commissione. L'operazione è questa che vi facciamo vedere adesso. Praticamente il portalettere si presenta a casa mia, ho il Postamat, cioè il bancomat di conto Poste, ma non solo questi, tutti i bancomat del circuito maestro, quindi praticamente la stragrande maggioranza. Facciamo vedere come viene fatta questa operazione. Sparato il codice qua. Vedo la linea qui. Dov'è la linea qui? Immaginati a Sauli, sulla socchiera, un po' di sopra. Sul discorso della copertura GPRS, ecco, non era un problema della linea, era un problema di fibrillazione del foglio, perché per capirci, abbiamo risolto il problema della linea con l'appoggio. Controllare esattamente quello che è riportato sul bollettino. Lui mi chiede una firma e un'accettazione dell'operazione. Ovviamente su questa anteprima è scritto l'importo del bollettino, la commissione, il numero di conto corrente e ovviamente l'azienda a cui sto pagando. Nel momento in cui io gli do l'ok, mi chiederà il Postamat, mi chiede di digitare il PIN e il tasto verde. Questo è esattamente quello che facciamo quando siamo uno sportello di un ufficio postale. Maurizio, che non abbiamo presentato, anche questo mese lui serve Verzegnis e mi diceva prima che anche questo mese ha fatto circa 18 bollettini e ha anche accettato delle raccomandate.